La Democrazia Cristiana Siciliana tira dritto dopo la decisione di Totò Cuffaro di chiedere il patteggiamento, scelta che ha riaperto il dibattito sul futuro del partito in Sicilia. La dirigenza regionale risponde con un comunicato firmato da Stefano Cirillo, segretario regionale, Laura Badessa, presidente regionale, e dai nuovi segretari provinciali. Il messaggio è chiaro e netto: la DC non si scioglie, non si disperde e non si svende ad altri partiti. Il comunicato parte da una premessa chiara: leggiamo con rispetto le analisi e le interpretazioni che in queste ore si susseguono sul futuro della Democrazia Cristiana in Sicilia, ma respingono l'idea che senza Cuffaro il partito è destinato a dissolversi. La Democrazia Cristiana non appartiene a un singolo uomo, si legge nella nota stampa, appartiene ai dirigenti, agli amministratori, ai militanti, ai giovani, alle donne che ogni giorno nei territori continuano a credere in un progetto moderato, popolare e profondamente radicato nei valori della buona politica. Sul punto politicamente più delicato, se la DC possa sopravvivere senza la figura che l'ha denominata negli anni Totò Cuffaro, Cirillo e Badessa non lasciano spazio alle ambiguità. In molti si chiedono se possa esistere una DC senza Cuffaro. La risposta è semplice: non solo esiste, ma è esattamente quella che abbiamo immaginato e voluto costruire in questi anni. Una DC descritta come giovane, aperta, dove non si può fare politica come servizio. I dirigenti siciliani pertanto non respingono quella che definiscono una lettura pregiudiziale da parte dei media. Anche ora, una volta, assistiamo a processi mediatici, letture pregiudiziali che sembrano ignorare la complessità delle vicende umane e politiche. Il tono si fa più battagliero quando il comunicato ripercorre la storia del partito. Sappiamo perfettamente quanto la Democrazia Cristiana sia stata spesso ostacolata, attaccata nel cercare di fermarla, eppure proprio quelle difficoltà hanno consolidato il nostro radicamento. La chiusura del comunicato ha affidato un passaggio ai detrattori: la DC non si cancella, continuerà a crescere, a rappresentare un pezzo importante della Sicilia moderata e popolare, continuerà a farlo convinta che certi valori non sono negoziabili.